Lunedì 13 ottobre nella sala consigliare del comune di Legnago si è svolta l'assemblea dei sindaci sulla realizzazione dell'autostrada regionale Media Padana-Veneta. L'arteria, lunga 107 km, nota come Nogara Mare, dovrà collegare il Basso Veronese con il litorale adriatico. Ad indire la conferenza è stato Gastone Fantato, sindaco di Badia Polesine e sostenitore del progetto. Sono particolarmente contento, soprattutto perché finalmente la società ha espresso il suo punto di vista assolutamente favorevole, perché era un dubbio, un'incertezza che ogni tanto veniva fuori. Sì, ma sti qua sono disposti a metterci del loro, che questo è il problema finanziario. Invece devo dire con molto piacere che il rappresentante della società, che è persona assolutamente di qualità, è stato chiaro, molto più chiaro di noi politici, ha detto le cose come sono e nel progetto esecutivo, quando dovranno essere presentati nelle valutazioni che si dovranno fare sui collegamenti, ritengo sia fondamentale la interconnessione con tutta la fascia in sinistra Adige. Tutta, che sia in una parte ancora Verona, una parte ancora è Padova, ma senza dubbio è fondamentale, perché il rapporto, parlo di Badia, i suoi rapporti con Castelbaldo, Masi, Vicenza d'Adige sono storici. Non vorrei chiamare che siamo un comune unico, ma quasi da sempre, per cui è fondamentale, insomma, per noi perlomeno. Certamente assieme a tutti i colleghi riprendiamo con più forza l'iniziativa, staniamo fra virgolette la regione perché si è un po' addormentata, le cause sono anche comprensibili, però si è un po' addormentata e sia il basso veronese sia il polesine non hanno più tempo di aspettare. Partendo dalla considerazione che la realizzazione dell'autostrada Nogara-Mare assume un significato strategico per il rafforzamento delle economie locali, i sindaci veronesi e polesani hanno inteso evidenziare che la realizzazione dell'opera non dipende da finanziamenti pubblici, essendo l'importo dei lavori sostanzialmente garantito da capitale privato. L'utilità dell'opera è connessa al fatto che il suo previsto collegamento con l'analoga autostrada regionale lombarda Cremona-Mantova verrebbe a determinare una nuova infrastruttura di trasporto complementare e supplementare all'attuale autostrada A4 Serenissima. Inoltre, la prevista connessione nei pressi di Adria con l'autostrada Mestre-Orte costituisce un ulteriore snodo di significativa importanza nel quadro di una visione strategica complessiva della viabilità interregionale. Peraltro, l'imminente apertura dell'autostrada A31 Valdastico Sud determina il ruolo ancora più significativo della Nogara Mare. Proprio sulla base di queste considerazioni, i sindaci hanno interpellato il vice ministro delle infrastrutture Riccardo Nencini ed il presidente della Regione Veneto Luca Zaia per verificare le azioni da attivare al fine di superare celermente l'attuale fase propedeutica alla progettazione definitiva. Il sindaco di Legnago, Clara Scapin, appare invece perplessa sulla realizzazione del tracciato e delle opere accessorie. Chiedo ai miei colleghi di ragionarci se è ancora fattibile, se è ancora utile per il nostro territorio. Io ho un'idea di sviluppo che deve essere anche attento a quella che è la qualità della vita, a quella che è il rispetto del nostro territorio, anche uno sviluppo legato a un'agricoltura e a un turismo diverso. Allora l'autostrada ci serve questa arteria per lo sviluppo. Io credo che possiamo puntare anche su altre soluzioni, però mi rendo conto che molti colleghi invece la vedono come una possibilità importantissima per deviare il traffico pesante dei loro centri, quindi ci siamo trovati qua per ragionare. Io vorrei però dalla società che ha vinto la gara di appalto e che ha deciso di presentare questo progetto di avere delle garanzie. Le garanzie sono che servono delle opere di compensazione necessarie, ci devono essere garanzie ambientali, ci deve essere la garanzia che la Transpolesana non sarà trasformata a pagamento in cambio di nulla, che quindi
cittadini abbiano solamente degli svantaggi, anche perché i tempi sono lunghissimi e quindi io effettivamente non so che cosa succederà e quali saranno i tempi veri per questa realizzazione. Inoltre questo progetto prevede che c'è un piano economico, se questo piano economico non verrà rispettato, chi pagherà? Se i flussi del traffico non sono come quelli che sono previsti, chi pagherà? Pagherà la regione, pagheranno i cittadini con aumento dei pedaggi. Questa deve essere una garanzia che ci viene data sicuramente, cioè queste aziende che hanno deciso di investire devono prendersi delle responsabilità, non devono essere i rischi, non devono ricadere sul pubblico e loro avere solo i vantaggi. Contrari all'opera sono invece gli ambientalisti di Legambiente e i comitati polesani contro l'autostrada, secondo il quali il progetto risulta devastante sia per le ripercussioni che avrà sull'ambiente che per motivi di ordine economico, nonché etico in relazione alle vicende giudiziarie che hanno interessato una delle imprese della cordata di aziende che si è aggiudicata l'appalto.